Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Bella raga, ciao a tutti dal comandante Veneziano, pole position a Monza, secondo Mick Schumacher. Questa è una delle nostre gare super iper favorevoli, quindi siamo tranquilli, dobbiamo portare a casa la vittoria, poi cominciano invece le gare un po' più difficili, ma non pensiamoci, cerchiamo di vincere questa per portare a casa altri punti fondamentali per il titolo irridato. Beh ragazzi, Gran Premio di Monza. Vediamo se sarà qua la tanto agognata doppietta come in GP. Ma noi qua veramente abbiamo un passo indemoniato. Adesso tentiamo subito la fuga, tanto qua, attenzione, yellow flag, yellow flag. Ecco, per guardare la mappa ho quasi rischiato l'incidentone, molto bene. No, madonna, partire così però, con sta spada di Damocle, subito penalità. Beh, ma qua non serve forzare troppo, mamma mia. Bruttissimo primo giro a dir poco agghiacciante per Veneziano. Chiaramente Mick ci prova, ma ho fatto un primo giro a dir poco agghiacciante, purtroppo. Relax, Kuma, relax, questa è la tua gara. Dobbiamo fare le cose in grande, raga. Subito fastest per Veneziano, ma conta poco. Mick ovviamente non molla, Mick dopo le ultime gare deve assolutamente recuperare dopo il ritiro e l'erroraccio ai box. Mamma mia, aggressivo Mick. Molto aggressivo Mick. Non stiamo guidando per niente bene però, eh. Non sono per niente soddisfatto di questo inizio di gara. Mamma mia, ho rischiato anche l'erroraccio. Qua abbiamo recuperato bene, però, eh. Ok, altro giro completato. Da questo giro potrai usare il DRS. Ricorda però che è consentito solo nelle zone DRS. Se devo fare un giro importante, però. Giro record di Valtteri. Fastest di Valtteri. Ancora, ma porco Diaz, ma perché faccio sti errori? Mamma mia, che brutto inizio. Non sono proprio concentrato, eh. Sono troppo sicuro di portarla a casa. Ancora. Sbavature su sbavature per Veneziano. La troppa sicurezza ti può fregare, Kuma, sveglia, grazie. Ancora, niente da fare. Malissimo, malissimo i primi giri, ma puttana miseria, ma ci diamo una svegliata, grazie. Grazie. Ci probabilmente con gli RS, Mick. Ma il Kuma resiste, il Kuma resiste. È la seconda parte di gara dove noi faremo sicuramente meglio.
No, lunghi. Mi sono dovuto fermare, se no era penalità. Mamma mia, che male che stiamo andando. Lotta vera con Mick, ma stiamo inizio spaventosamente orrendo. In una gara che è iper favorevole. Attiviamo la modalità sorpasso e consumiamo un po' della sua energia. Mamma mia, che rischio anche qua. Tra il 10° e il 12° laps c'è la sosta. Safety car, è uscita la safety car ancora qualche minuto fa per la Williams e qua devo decidere se andare ai box. Qualcuno è già andato, provo ad andarci anch'io e facciamo questo cambio. Rimettiamo ancora le soft e vediamo. Tanto Mick non è... No, Mick, sei un cretino. Ma sei un cazzone, Mick. Ma sei un figlio di Androcchia, Mick. Quindi farò 2 soste. Ma Mick è un agglomerato di merda, Mick. In gara all'uscita dai box. Pronti, vai. Ok, evita la linea bianca all'uscita dai box. Se la attraversi ci becchiamo una penalità per guidare. Qua mi prenderò, mi sono preso un bel rischio andare ai box, eh. Farò una sosta in più, ma vediamo. Bel rischio del Cume. Qualcuno è andato già ai box, lì appena è uscita la safety car. Vediamo, vediamo. Oh. Mo vediamo se ha fatto la scelta giusta. Certo, Mick è un coglione, però, Mick va il suo errore. Non troppi sono andati ai box, forse, Calcoli errati. Ho pensato di fare un'altra soft per un bel po' di giri e poi chiudere con le medie, ma forse non è stata la mossa giusta. Boh, vediamo. Il passo per recuperare ce l'ho, però ero primo. Mossa azzardata a Monza, un po' come il primo anno. Ok, via libera. Vai, 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 verso iniziare la rimontata. Forse errore sia per me che per Mick. Ancora yellow flag, casino oggi qui a Monza. E sono le soft iper nuove. Qua una gara semplice per il sorpasso alla macchina migliore, tutto per poter far bene. Certo che forse ho azzardato, però fare una sosta in più. Vediamo. Mick mi ha marcato, ha fatto l'ennesima cagata, però forse l'ho fatta anch'io, staremo a vedere. Certo, abbiamo una macchina veramente che può tranquillamente recuperare. Ok, sì, 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 dai, dai, che stiamo tirando bene. Abbiamo ancora molta energia in riserva. Usa il pulsante per il sorpasso. Bellissimo sorpasso alla parabolica. Dai che ci stiamo divertendo, possiamo rivincerla tranquillamente, raga, tutti vanno nei box adesso. Invece la prossima volta ce l'ho il 19° laps. Vediamo se riuscirò a guadagnare il necessario per rimanere dopo primo. Credo che devo superarmi queste macchine che mi rallenteranno un po' in un inglese che ormai è di padrelingua. Però se c'è una gara dove si può sorpassare abbastanza agevolmente con la macchina che ho è proprio Monza. Altro sorpasso agevole. Bella mossa, ben fatto. Mamma, ci stiamo tirando bene. Attenzione Gasly, Gasly. Gasly mi butta verso l'erba, verso tutto.
Ok, siamo già arrivati, siamo già arrivati. Mamma come stiamo andando bene. Mick non ha il mio passo, stiamo scappando via anche da Mick. Bisogna capire, attenzione, fastest di veneziano intanto. Miglior tempo, continua così. Bisogna capire loro se vanno ai box adesso o se invece l'hanno già fatta la sosta. Ok, macchina perfetta. Deve scappare via veneziano, questo è l'obiettivo. Questi mi stanno un po' rallentando. Questo può essere l'unico vero problema di oggi. Qui la strategia può essere magari discutibile, lo confesso. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul Non rompere i TMS. maroni. Spero vadano tutti ai box adesso, tutti o quasi. Mamma mia, sta facendo la testa coda Kumendiano. Mamma mia, grandissimo sorpasso, siamo già quarti. Ok, vai box Gigi Hamilton ai box. Mamma mia, quanto fumano le gomme di Norris e Max. Bisogna capire se sono già andati ai box Max e Norris. Gara ravvivata su safety car, il Kume ha azzardato. Anche Mick. Mamma mia, mamma mia. Norris è mio, però me lo sto ciucciando. Mi ciuccio Norris. Vai, 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 vai. Boom. E ora c'è Max. Abbiamo una macchina troppo più veloce. E Max ai box. Buon, torniamo in testa. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Ma adesso dobbiamo capire se è fattibile. Se possiamo vincerla ancora. Io devo fare giri veramente importanti adesso, Schumacher è quinto, ha messo le hard. Schumi con le hard. Attenzione Schumi. Vuole finire la gara. Ai ai, brutta brutta storia questa. Schumi forse ha fatto la mossa più giusta. Lui non farà più soste, però avrà le gomme molto esaurite, molto finite alla fine. Noi dobbiamo pompare al massimo con queste il più possibile. Dobbiamo prendere il più vantaggio possibile. Questo è l'obiettivo per arrivare al 19esimo laps con il margine giusto per stare davanti o quantomeno lottare con una mescola migliore contro gli altri. Questa, diciamo, è la tattica comendiana. Safety car si diverte a rimescolare le carte, bello, però stavolta forse non ci è andata benissimo. Staremo a vedere. Fastest di veneziano intanto. Fastest del Kume. Mamma mia, qua ho fatto un brutto, brutto errore. Niente,
niente, non riesco a guadagnare tanto, questo purtroppo è un grosso problema. Mamma mia, vaffancuore. Abbiamo Ocon a 10 secondi. No bueno, Kume, no bueno. Mettiamo un attimo in scena standard, raffreddiamo il motore. Ci dobbiamo valutare bene quando andare ai box. La finestra del pit stop è aperta. Ok. Devo stare molto concentrato. Stai distanziando l'auto alle tue... E adesso vado ai box. E vediamo se mi basta per mantenere il vantaggio. Fatto il possibile, raga. Siamo a 22-3. Adesso vediamo. Devono ancora affrontare la parabolica. Vai. Ecco il rettilineo Mick, in rettilineo Mick. La strategia di gara è completa. Oh yes. E adesso sì, con la mescola anche migliore, più morbida, ci giochiamo veramente la possibilità della doppietta come da GP. Mamma mia, giri infernali di Veneziano, ritmo infernale di Veneziano, ritmo senza un senso logic di Veneziano. Veramente tanta roba questo Kume qui a Monza. Strategia forse leggermente rischiosa, ma alla fine si anda avanti. E Mick comunque ha mantenuto la seconda piazza, solo che non poteva niente davanti al strapotere veneziano. Lui ha puntato alle hard nella speranza di tenere botta, ma alla fine ce l'ho fatta per un secondo, ragazzi. Un fottutissimo secondo. Abbiamo anche il fastest, mamma mia, adesso con queste gomme poi abbiamo un ritmo veramente meraviglioso. Salvo errore del Kume, arrivare in un'altra vittoria di una stagione incredibile, iniziata malissimo ma che adesso sta andando veramente alla grande, eh? Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Adesso vediamo se è fattibile un altro fastest. 2,5 secondi. Abbiamo rifilato 3 secondi in un giro, 3 secondi in un giro a Mick. Qua abbiamo perso parecchio perché in sta chicane ogni tanto slittiamo. Ma un Kume sontuoso. Mamma che rischio. Brividi veneziani. Infatti si con un settore non all'altezza. Proviamo un altro giro per il fastest. Ma un Kume sontuoso per il momento. Sta maturando la prima doppietta per la Kumenda GP. Sarebbe importantissimo portarla a casa qui in Italia poi. Team italiano, pilota italiano. Miglior settore assoluto. Ma Monza è così. Abbiamo carburante
a sufficienza per altri 5 giri. A Monza c'è la legge del cume. Nel secondo settore, attenzione Ghiotto fuori. E perde la possibilità. 6-2, super fastest lap di Veneziano al penultimo giro, che dimostra di essere il più forte. E adesso il mondiale sta prendendo una piega importante per noi e qua veramente sta maturando la doppietta QNGP, perché è bellissimo chiamarla così, doppietta, in maniera molto curiosa. Non è un po' da pirla, però va bene. Sentite il boato e tutti i tifosi amano Veneziano per quel suo stile un po' così di guidare. Ha anche rischiato con una strategia un po' bizzarra con la safety car, ma non c'è niente da fare. A Monza è lui il re. Nonostante la sosta in più ha massacrato Mick, lo ha dilaniato. E già Cume saluta, attenzione, sfottò del Cume che già saluta e manda baci alle donnine. Questo è Veneziano, signori, prendere o lasciare. Final curve. Parabolica e poi si gode, parabolica e si gode. Boom 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 boom. Winner! Yes! Adesso arriveranno gare più difficili, gare dove non siamo minimamente favoriti, ma intanto abbiamo costruito un bel tesoretto. Ed è prima doppietta per la Commenda GP nel circus della Formula 1. I primi 3 classificati si avvicinano. Guardatelo. Mick felicissimo, comunque per il secondo posto, doppietta servita proprio in Italia, proprio a casa nostra. Yuhu! Champagne! Scopriamo in che modo questo finale Grandissimi, massacrati. Posizione nella classifica, siamo a più 33, più di una gara di vantaggio la Mick. Bottas molto indietro, costruttori 134 punti di vantaggio. E godo, raga, un saluto a Veneziano. Ciao!